Open Day oggi al Politi presso la sede distaccata, dove stiamo avendo tanta affluenza di ragazzi accompagnati dalla propria famiglia. Sì, è uno dei tanti momenti organizzati e dedicati proprio agli alunni e alle loro famiglie, perché un po' mettendoci nei panni di chi deve fare una scelta tanto importante e delicata, desideriamo offrire una pluralità di occasioni che possano far toccare con mano il clima che si respira a scuola. Sappiamo che un ragazzo di 13 anni chiaramente può già avere una sua vocazione, delle passioni, un indirizzo scelto e maturato nel tempo. C'è accanto a lui anche chi magari ha bisogno di conoscere anche gli ambienti, incontrare le persone, e sappiamo anche che questo è un percorso di 5 anni che li farà crescere, li farà diventare uomini, li porterà alla maturità. Per cui dedichiamo a questi momenti proprio ai ragazzi assieme ai genitori che conoscono i figli, che ne sanno distinguere le attitudini, il tempo dedicato allo studio, e che possibilmente hanno da rivolgere alla scuola altre domande rispetto a quelle che ci vengono poste dai più piccoli. In questo momento noi vogliamo ascoltare i loro dubbi, vogliamo rispondere alle loro perplessità, vogliamo essere compagni di questa scelta perché sia consapevole, perché sia maturata nel giusto modo, senza seguire una moda, senza seguire il compagno di classe che non si vuole lasciare, perché non sarà la quotidianità a costruire il nostro futuro, ma certamente la scoperta, una scuola che guarda negli occhi i ragazzi, che li segue, che cerca di farne emergere i talenti. Quindi oggi pomeriggio ci saranno tante attività realizzate dai nostri stessi alunni, che sicuramente hanno vissuto qualche anno fa questa esperienza e quindi possono con la loro viva voce raccontare, ma anche rappresentare quello che accade in questa scuola, sia attraverso le attività che sono più legate al curriculare, sia a quelle attività che sviluppano le loro potenzialità e gli hobby che coltivano anche fuori dalla scuola, nel canto, nella danza, con la musica, con le attività di preparazione ai test universitari. Il liceo Raffaello Politi continua la sua tradizione e si spende per aiutare in questa fase e sicuramente per rispondere. Oggi è presente il personale docente ma anche il personale non docente, proprio perché la scuola è una comunità e desideriamo offrire ciascuno per il proprio profilo di riferimento tutto il supporto necessario. Continueremo con questo tipo di esperienze, così come con il sabato mattina, le occasioni per stare anche nelle nostre classi. Restiamo disponibili a qualsiasi tipo di incontro proprio per poter offrire la nostra esperienza e il nostro contributo. Professor Rancatore, oggi Open Day all'Istituto Politi presso la sede distaccata qui a Quadrivio. Oggi un ennesimo incontro con le famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze medie di Agrigento e della provincia. In questi mesi sono state diverse le iniziative che il nostro liceo ha messo in campo per orientare gli studenti. Quindi abbiamo fatto degli incontri in cui le famiglie sono state ospitate nelle nostre scuole e abbiamo chiacchierato con loro presentando la nostra ricca offerta formativa. E tutti i sabati del mese di dicembre e del mese di gennaio abbiamo aperto la scuola ai visitatori, quindi gli studenti praticamente hanno avuto la possibilità di trascorrere un giorno da liceali. E adesso oggi siamo qui per un altro incontro, un altro ancora prevediamo di farlo nel mese di febbraio. E per noi è un momento importante perché gli studenti e le studentesse hanno necessità di essere orientati in quello che sarà il loro futuro e quindi noi con i nostri laboratori abbiamo l'opportunità di far scoprire loro la nostra offerta formativa che spazia
dal liceo scientifico al liceo scientifico con opzione scienze applicate, liceo scientifico STEM, liceo delle scienze umane, economico-sociale, nonché il liceo artistico che è il nostro fiore all'occhiello. In particolare cerchiamo di far comprendere alle famiglie e agli studenti l'importanza di fare una scelta consapevole, perché è una scelta importante, è la prima scelta che gli studenti si trovano a fare, da cui poi dipenderà il loro futuro e il loro prosieguo negli studi universitari. Per quanto riguarda le novità, al di là dell'indirizzo artistico, noi sempre cerchiamo di mettere in luce l'importanza per esempio della curvatura STEM che abbiamo aggiunto al liceo scientifico. Gli studenti seguono un percorso curriculare normale sia al liceo scientifico scienze applicate, e poi lo completano con la curvatura STEM, che sono 2 ore in coda all'orario. In una hanno la possibilità di approfondire lo studio della fisica con la robotica, quindi l'assemblaggio dei kit robotici, lo studio di Arduino, nell'altra invece hanno la possibilità di conoscere uno strumento che magari gli potrà servire poi nel loro futuro, che è AutoCAD. Il liceo scientifico poi si completa ovviamente a partire dal triennio con il percorso triennale di curvatura biomedica. Sono tante poi le iniziative che portiamo avanti sia curriculari sia extra curriculari, in particolare per quanto riguarda lo studio dell'inglese, che è la disciplina che io insegno, viene potenziata con i corsi per la preparazione alla certificazione linguistica Cambridge, nonché con la progettazione Erasmus. Infatti fra poco 5 studenti insieme a 2 insegnanti partiranno per la Turchia, poi ci sarà una mobilità in Portogallo, quindi riteniamo importante anche che gli studenti facciano queste esperienze ad ampio spettro, proprio per prepararli a quello che sarà ad essere cittadini del domani.